Pugno duro dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia nei confronti delle amministrazioni comunali che non rispettano la legge 150 del 2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. I giornalisti siciliani denunciano quella che sembra essere diventata una prassi in molti comuni, ovvero la formazione di uffici stampa curati a titolo gratuito da personale non iscritto all'albo e che quindi svolge abusivamente la professione, seguendo regole dettate dagli amministratori. Tra i comuni con gli uffici stampa irregolari anche quelli di Canicattì e Casteldaccia che per questo motivo sono stati diffidati dall'Ordine dei giornalisti che ha anche presentato esposto alla Procura della Repubblica di Palermo per esercizio abusivo della professione e svolgimento a titolo gratuito di attività giornalistica. Siamo da tempo impegnati assieme all'Associazione della Stampa, dichiara in merito il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Riccardo Arena, in un'azione che per adesso riguarda soprattutto la Regione Sicilia, ma che si sta rapidamente estendendo alle altre amministrazioni pubbliche dell'isola. Sulla Regione un dettagliato esposto è stato presentato alla Procura di Palermo, che ha avviato gli accertamenti. I giornalisti siciliani, quindi, a tutela della categoria, chiedono alla magistratura di intervenire affinché i comuni rispettino la normativa vigente. Ricordiamo che i comunicati stampa dei comuni devono essere redatti da giornalisti regolarmente iscritti all'albo e le cui prestazioni, per legge, non possono essere a titolo gratuito. La retribuzione degli addetti stampa delle pubbliche amministrazioni, infatti, deve essere prevista in un apposito fondo. Le irregolarità segnalate dall'ordine professionale penalizzano un settore già fortemente in crisi con comuni che a titolo gratuito impiegano negli uffici stampa personale non qualificato, commettendo quindi, lo ripetiamo ancora, un abuso. Canicattì e Casteldaccia comunque non sono gli unici comuni finiti nel mirino dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione della Stampa. Segnalazioni di irregolarità interessano anche i comuni di Trapani, Castelvetrano, Erice, Modica e Castellammare del Golfo. Sulla questione uffici stampa, lo scorso 14 settembre, il presidente della sezione agrigentina di Assostampa, Stelio Zaccaria, era intervenuto sulle irregolarità del comune di Favara, che nonostante i solleciti della stessa associazione non si è ancora dotato di un regolare ufficio stampa. Dal municipio di Piazza Cavour, infatti, si continua a diffondere comunicati stampa redatti da proprio personale non iscritto all'albo dei giornalisti. In quella occasione Zaccaria era intervenuto anche in difesa della nostra emittente per gli attacchi pubblici del sindaco Manganella che ci accusava di non pubblicare i comunicati tarocchi.